È iniziato ieri in Consiglio regionale l'esame del Codice del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia, il nuovo testo di legge che punta a riordinare e aggiornare l'intera materia, dalle attività commerciali alle strutture ricettive fino alla disciplina delle professioni turistiche. Un provvedimento ampio e articolato che ha trovato pareri favorevoli anche dall'opposizione. Nel corso della prima seduta i relatori di maggioranza e minoranza hanno illustrato i contenuti generali del disegno di legge, evidenziando la complessità di un testo che accorpa e sostituisce normative ormai datate. Oggi la discussione è ripresa con l'intervento dell'assessore regionale al commercio e al turismo Sergio Midiubini, che ha tracciato le linee guida del provvedimento e gli obiettivi strategici che la Giunta intende perseguire con il nuovo codice. Tra le novità c'è la possibilità da parte di tutti i comuni della regione, non solo da quelli a oggi identificati, di introdurre la tassa di soggiorno, ma anche una serie di contributi volti ad agevolare la rigenerazione di quelle zone che soffrono una depressione del tessuto commerciale. La definisco con una parola semplice ma forte, rivoluzionaria. È un unicum in Italia, lo dico convintamente. Abbiamo avuto il coraggio di mettere assieme 14 leggi con un'unica legge, di tagliare un'infinità di articoli che andavano ad appesantire l'agire quotidiano dei tanti imprenditori del mondo del terziario. Quello che abbiamo fatto noi, e devo dire grazie anche alla collaborazione di tanti stakeholders, dall'associazione di categoria, ai sindacati, ma anche della stessa aula tutta, perché l'ho detto nel mio intervento, quando tu parli di economia non puoi giocare con bandierine diverse. Abbiamo messo 134,3 milioni di euro, quindi una cifra significativissima, ma soprattutto è un disegno di legge che permette al comparto di guardare al futuro con un certo ottimismo. 143 articoli che nel corso di queste sedute vedranno l'intervento di una serie di emendamenti per lo più dell'opposizione. L'articolo 137, che a mio avviso è il cameo di tutto il disegno di legge, 2 pagine ricche di abrogazioni, abrogato, 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 abrogato. Quindi abbiamo la politica, la buona politica, ha avuto la capacità di ascoltare quello che viene chiesto dai cittadini, in questo caso dagli imprenditori.